Dovevo vedervi. Ho lottato contro la mia volontà, le aspettative della mia famiglia, l'inferiorità delle vostre origini, il mio rango e patrimonio, tutte cose che voglio dimenticare e chiedervi di mettere fine alla mia agonia. Non capisco. Vi amo. Appassionate alla sua letteratura, commosse dai film tratti dai suoi romanzi, stregate da tutto ciò che si definisce stile Regency. Sono le fan di Jane Austen, entrata a far parte del club Sofa and Carpet, nato a Riccione da un piccolo gruppo di amiche e che grazie ad internet in pochi mesi è arrivata a contare oltre 1000 iscritte. In 60 provenienti da tutta Italia si sono incontrate per il primo meeting. Il club è nato per gioco tra amiche che si sono ritrovate a vedere dei film alla sera, film romantici, e abbiamo deciso di fare questa saga Jane Austen, quindi era un film ogni sera, cuscini e candele, sofà and carpet, qualche dolcetto tra amiche e poi è partito per gioco anche su Facebook e su Facebook invece è esplosa praticamente l'entusiasmo delle ragazze da tutta Italia che non si conoscevano, che si divertivano comunque a scambiarsi opinioni su libri, sui film, su qualsiasi cosa riguardasse questo mondo Regency che ci piace così tanto. Per l'occasione anche la location è stata allestita nei minimi dettagli, ha preso vita così la tavernetta Bennet in onore delle sorelle protagoniste di Orgoglio e Pregiudizio, dove si è parlato delle opere della scrittrice dell'Ottocento, guardato film e vissuto momenti ludici in perfetto stile inglese. Del meeting riccionese si è interessato anche il magazine ufficiale dedicato alla Austen, che gli ha dedicato un articolo. Per il 2011 il club ha organizzato un viaggio in Inghilterra, nei luoghi dove è vissuta la scrittrice, dove ha ambientato le sue storie. Siamo arrivate, c'era la tavernetta Bennet, tutta bella addobbata. Tra le mie amicizie, quelle insomma dove vivo io vicino Roma, nessuna amava Jane come l'amo io, Jane Austen. Ho incontrato queste ragazze tramite Facebook. È nata a scuola grazie alla mia professoressa di letteratura quando avevo 16 anni più o meno, e dopo che ho visto questo gran bell'uomo.